Una magia che è entrata nel centro servizio alla persona Domenico Sartor di Castelfranco Veneto, una giornata che gli ospiti non dimenticheranno tanto presto. Loro, giovani ballerini e ballerine, in punta di piedi hanno realizzato delle splendide coreografie sotto gli sguardi commossi degli anziani, il tutto garantendo la sicurezza delle persone presenti, uno spettacolo che è stato possibile grazie alla stanza degli abbracci. La musica, il ritmo, i passi. La struttura da qualche tempo realizza degli spettacoli di danza con tanto di giuria sulla falsariga di Ballando sotto le stelle. Abbiamo voluto regalare ai nostri ospiti uno spettacolo di musica, passi eleganti e ritmati, spiega Elisabetta Barbato, direttrice della scuola di danza. L'aumento dei contagi preoccupa, ma dobbiamo restare forti e non far mancare l'affetto ai nostri anziani. Divertiti, felici gli anziani ospiti hanno assistito ed alcuni di loro hanno votato. Un Natale magico, presente a questa giornata emozionante anche la vice sindaca di Castelfranco, Marica Galante, e il presidente del Comitato Familiari del Sartor, Luciano Campagnolo.